Oggi si ricorre il 50° di rifondazione del gruppo Alpini di Tarso. Siamo qui a festeggiare loro, quello che stanno facendo per noi, per la nostra comunità, perché davvero loro si impegnano tutti i giorni dell'anno per fare in modo che Tarso sia più vivibile, che i percorsi, i sentieri, le nostre chiese siano sempre in ordine, e quindi siamo qui a nome della comunità tarzese tutta a ringraziare per quello che ci stanno facendo per noi, perché i loro valori, le loro opere siano sempre in primo piano, siano sempre ricordate e riconosciute da tutti quanti, perché veramente senza di loro Tarso sarebbe completamente diverso e non potrebbe avere queste grandi cose che tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi. È stata una mia scelta quella di ospitare presso la sede municipale la mostra fotografica, una mostra fotografica che ricorre tutti gli ultimi 100 anni di Tarso, con tutte le opere di guerra e di pace che questi alpini hanno voluto dimostrare a tutta la comunità. Quindi invito tutti quanti ad andare a vedere questa mostra. È un messaggio di ringraziamento soprattutto perché senza di loro Tarso sarebbe completamente diversa. Un grazie a loro e mi auguro che la Naia ritorni presto.